Spostata di un giorno secondo il calendario, oggi Agrigento festeggia il patrono San Gerlando. Diversi gli appuntamenti che hanno preceduto la festa. Si è iniziato il 19 febbraio con il busto argenteo del santo portato in visita tra le comunità del Belice a 50 anni dal terremoto. Venerdì a Almudia c'è stata l'inaugurazione di una interessante mostra. Ieri domenica si sono celebrate delle messe presso la chiesa di Santa Maria dei Greci. Oggi la giornata clou dei festeggiamenti in onore del patrono di Agrigento con uffici pubblici e scuole chiusi, mentre per l'aspetto strettamente religioso la processione per le vie del centro storico e la messa pontificale presso la chiesa di Santo Alfonso, presieduta da Monsignor Luigi Renzo, vescovo di Mileto, e concelebrata dall'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Francesco Montenegro. Nel corso della solenne funzione due i momenti particolari costituiti dalla preghiera del corpo della Polizia Municipale al Santo Patrono e l'offerta dell'olio per la lampada di San Gerlando da parte delle comunità ecclesiali del Belice.